A tutti buonasera dall'ippodromo Savio di Cesena, convegno di venerdì 7 agosto, 16ª serata della stagione. Prima corsa riservata a cavalli di 4 anni, sono Gentleman in pista, Amore di Mago, Ale degli Ulivi, Alvin dei Daltri, Arabesque B, Ape San, Arondesi. In seconda linea Ardimentosa Luis, Alleluia LZ, Canto de Beauty, Awake. Favori per Ardimentosa Luis, numero 7, Ciro Ciccarelli in sediolo, macchina che accelera, partiti in questo momento con la velocità iniziale di Arabesque B ma anche di Arondesi, poi all'interno di Ale degli Ulivi che rientra a tutti, al largo c'è anche Alvin dei Daltri, partenza molto combattuta, 200 iniziali con al comando Ale degli Ulivi attaccata da Alvin dei Daltri che insiste ma poi si adegua. Mentre continua in terza ruota ora Arabesque B che va a chiedere strada ad Ale degli Ulivi, se ne va un primo quarto di gara in 29,4, molto svelto. Arabesque B non passa, Ale degli Ulivi intende correre al comando, Arabesque deve adeguarsi quindi al largo e i primi 600 già in decelerazione vanno via in 45,3, 15,9 la frazione. Davanti alle tribune in vantaggio dunque Ale degli Ulivi, Mirko Marini in sediolo, si trascina a Canto de Beauty, poi Awake, mentre per corsie esterne cerca di farsi luce anche Ardimentosa Luis, che è rimasta un po' arretrata e ora progredisce in terza corsia, intanto 1 minuto e 8 decimi gli 800 metri, il chilometro che se ne va con Ale degli Ulivi che lo percorre in 1,17,3. Sempre all'esterno Arabesque B, ma al comando c'è Ale degli Ulivi, insiste in terza ruota Ardimentosa Luis, siamo a 450 dalla conclusione, con Ale degli Ulivi che si mantiene in vantaggio all'ingresso sulla curva conclusiva, parziale in 15,1, nessuno riesce per il momento a seguire la battistrada, e in seconda posizione a Canto de Beauty che ci prova, a Canto de Beauty va su Ale degli Ulivi al completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, 2 soltanto per la vittoria con Ale degli Ulivi che si difende bene fin sul palo da Canto de Beauty che può essere soltanto secondo, mentre per il terzo sul palo sfreccia al terzo Alleluia LZ. 1,16,4 con 30 secco a chiudere Ale degli Ulivi, Mirko Marini, una mezza sorpresa perché 8,27 al totalizzatore, numero 2 dello schieramento in percorso di testa, respinge gli attacchi di Alvin dei Daltri prima, di Arabesque B poi e di Canto de Beauty nel finale, vince sullo stesso Canto de Beauty, mentre al terzo posto finisce l'outsider Alleluia LZ. Rivediamo le immagini, il successo per Ale degli Ulivi e Mirko Marini per il training di Rocco Spagnuolo.